Tossicodipendente cosentino positivo al Covid, prende l'autobus cittadino per raggiungere il SERT, avviata un'indagine epidemiologica, intanto altri focolai in tutta la regione. Ancora alto il numero dei contagiati in Calabria, secondo il bollettino regionale oggi sono 25 in più rispetto a ieri. Pazienti e oncologi contro il decreto 100 firmato dal commissario Cotticelli, va rivista la rete oncologica regionale disegnata dal documento. Domani è lunedì, Calabria al voto per referendum e amministrative, si vota in 72 comuni, a Reggio Calabria e Crotone le sfide più importanti. Nei guai a Belvedere Marittimo il padre del disoccupato arrestato con l'accusa di aver ucciso la donna bulgara, l'anziano trovato in possesso di armi detenute illegalmente. Scoperte 3 piantagioni di canapa indiana nell'Ametino, la sostanza stupefacente sequestrata dalla Guardia di Finanza sul mercato avrebbe fruttato 1 milione di euro. Ripartenza per la Galleria Nazionale di Cosenza, con una mostra che resterà aperta al pubblico fino al 30 settembre. Buonasera ad Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli in primo piano, parliamo di questo caso di un uomo positivo al Covid che si reca al SERT per prelevare il metadone interrompendo l'isolamento. La preoccupazione a Cosenza perché l'uomo bloccato dalla polizia municipale avrebbe viaggiato su un autobus. L'uomo è stato denunciato, intanto in tutta la Calabria insistono focolai attivi e numerosi contagi che si tenta di isolare. Ha lasciato il luogo dove stava trascorrendo l'isolamento obbligatorio per recarsi al SERT e prelevare del metadone. Un uomo di Cosenza, positivo al Covid-19, si è allontanato dalla propria abitazione e ha raggiunto con mezzi pubblici la sede dei servizi per la tossicodipendenza. Il nostro paziente, che peraltro lavorava in uno di quei locali che sono stati chiusi recentemente a causa del Covid, pur sapendo di essere positivo e pur dovendo osservare un periodo di quarantena, si è presentato comunque al nostro servizio. Abbiamo attuato tutte le disposizioni vigenti, quindi la persona è stata immediatamente isolata e abbiamo chiamato poi il 118, i vigili urbani, che poi lo hanno riaccompagnato a casa. Ci risulta che abbia raggiunto il servizio con un mezzo pubblico e questo è un fatto molto grave perché la sola mascherina potrebbe non bastare. Tenere testa al virus si sta rivelando più difficile del previsto. Forse solo ora la Calabria fa i conti con il rischio di diffusione estesa del contagio, considerato che nella scorsa primavera il lockdown stroncò sul nascere il pericolo che il coronavirus dilagasse sul territorio. Sono diversi i focolai attivi sul territorio regionale, ci sono inoltre casi apparentemente isolati che compaiono in tutte le province e altri di importazione, come si dice nei casi in cui il soggetto proviene da altre regioni o nazioni. Fatto sta che i 28 positivi registrati nell'ultimo bollettino rappresentano un campanello d'allarme. Certo incidono i 13 soggetti scoperti con lo screening effettuato al Ninfa Marina di Amantea tra i migranti ospitati nella zona grigia, nuovi positivi che sono stati spostati nella zona rossa della struttura, dalla quale nel frattempo sono usciti 10 negativizzati. Sempre ad Amantea si è conclusa la quarantena dei migranti ospitati nel CAS di Via Lava di Gaenza. Si tratta di una trentina di persone che da oggi sono libere di circolare perché non risultano contagiate. Sul Tirreno Cosentino, situazione stabile a Buonvicino, dove gli ultimi tamponi effettuati sui soggetti in quarantena sono risultati negativi, tranne uno che dovrà essere ripetuto. Un caso è emerso a Cetraro e si tratta di una persona proveniente da altra regione. 2 casi sono stati registrati a Scalea e sarebbero collegati a un soggetto positivo che risiedeva nello stesso villaggio. Buone notizie da Papasidero, dove il sindaco, per precauzione, aveva chiuso il comune dopo la scoperta della positività di un dipendente. I tamponi effettuati nella notte e processati rapidamente hanno accertato la negatività di tutti i contatti. Nel Catanzarese preoccupa la positività di un imprenditore e di sua moglie, medico a Germaneto. Un caso che potrebbe essere collegato è stato rilevato a Gimigliano. A Curinga 2 soggetti rientrati da altra regione hanno sviluppato sintomi dopo giorni di permanenza. Inevitabile lo screening a tappeto sui numerosi contatti. Infetto un avvocato che ha partecipato all'udienza a Reggio Calabria. Questa mattina è stato sanificato il tribunale. Infine 4 i casi a Seminara e 5 in 24 ore nel Vibonese.
E resta alto, lo dicevamo, il numero dei positivi al coronavirus in Calabria. Nelle ultime 24 ore sono stati 25, 3 in meno rispetto a ieri, nuovi casi proprio accertati nella nostra regione. Secondo il bollettino diramato dalla Regione Calabria, ad oggi sono stati effettuati 181.949 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.810, 25 in più rispetto a ieri. Quelle negative sono 180.139. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 11 in reparto, 1 in terapia intensiva, 50 in isolamento domiciliare, 188 guariti e 33 deceduti. A Cosenza 8 in reparto, 3 in terapia intensiva, 105 in isolamento domiciliare, 471 guariti e 34 deceduti. A Reggio Calabria 7 in reparto, 100 in isolamento domiciliare, 310 guariti e 19 deceduti. A Crotone 20 in isolamento domiciliare, 117 guariti e 6 deceduti. A Vibo Valencia 1 in reparto, 12 in isolamento domiciliare, 85 guariti e 5 deceduti. Altre regioni o stati esteri 224, nel totale è compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione. I ricoverati del setting fuori regione sono 8 e dei migranti 1, sono stati inseriti nei conteggi dei rispettivi reparti di degenza. Complessivamente i ricoveri verso l'ospedale di Catanzaro sono 11, di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoverati invece presso l'AO di Cosenza sono 8, di questi 3 sono non residenti, mentre la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita nel setting fuori regione. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi. A Cosenza si registrano 2 contagi da contact tracing e un nuovo contagio tra i migranti del CAS di Amantea. A Catanzaro si registrano 10 casi riconducibili a focolai noti. Anche i 3 positivi di Vibo sono riconducibili a un focolaio noto, mentre a Crotone i 3 positivi di oggi sono migranti. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 4.014. Parliamo ancora di sanità con i pazienti oncologi che con il decreto 100 del commissario ad acta Cotticelli chiedono di rivedere la rete oncologica regionale disegnata da questo documento. Solo pochi giorni fa la protesta a Cosenza di un gruppo di donne che contestano il decreto del commissario Cotticelli che istituisce le breast unit e impedisce di esercitare l'attività operatoria per i tumori della mammella nelle strutture che non rientrano nella rete oncologica regionale e le strutture private convenzionate sono di fatto tagliate fuori. Queste donne lottano contro la malattia e adesso stanno vivendo sulla loro pelle le difficoltà dovute all'allungamento delle liste d'attesa. Una protesta che non è passata inosservata. Da più parti infatti adesso si chiede al commissario ad acta di rivedere il DCA 100 sulla rete oncologica regionale. Nel documento vengono cristallizzate le breast unit, una per ogni area del territorio regionale, per il trattamento del tumore alla mammella, per l'area centro il Pugliese Ciaccio e la Mater Domini, per l'area nord l'Annunziata di Cosenza e per l'area sud dell'azienda ospedaliera di Reggio Calabria, ma prima di ottenere l'autorizzazione definitiva bisognerà raggiungere le soglie di intervento previste in un anno, almeno 150, e dei dati riferiti al 2018 la situazione è questa: al Pugliese Ciaccio 221, a Cosenza 99, al Mater Domini 180 e Reggio Calabria 64. Il problema inoltre è che le strutture pubbliche non sono in grado di garantire interventi in tempi rapidi. Bisognerebbe intervenire subito sul potenziamento delle figure professionali, ma il tumore al seno necessita di una tempistica certa per la cura. Entro un mese dalla conclusione del ciclo chemioterapico, infatti, la persona affetta da tumore alla mammella deve essere operata, ma con il decreto, sottolineano queste donne, non sarà più possibile. E così, mentre si riorganizza la rete oncologica in Calabria, chi lotta contro la malattia è costretto a fare le valigie per curarsi fuori regione, con conseguente aggravio di costi sia per le famiglie sia per il sistema sanitario. Cambiamo ancora argomento. Domani e lunedì in Calabria si va al voto sia per il referendum che per le amministrative. Il voto è previsto in 72 comuni.
Sono 75 comuni calabresi che tornano al voto domenica e lunedì per rinnovare le loro amministrazioni comunali. 2 saranno i capoluoghi di provincia in cui si voterà, Crotone e Reggio Calabria, e 4 le città con più di 15.000 abitanti, sono Castrovillari, Ciro Marina, San Giovanni in Fiore e Taurianova. In queste realtà territoriali, come evidentemente anche a Crotone e Reggio Calabria, c'è l'eventualità, ove nessun candidato raggiungesse il 50% più 1 dei consensi, che si arrivi al ballottaggio. Vediamo ora come sarà distribuito il voto per provincia. Nel Reggino alle urne saranno chiamati i cittadini di 22 comuni ed è il numero più alto di questa tornata elettorale. In provincia di Cosenza saranno 19, nel Catanzarese 17. Seguono la provincia di Vibo con 12 e quella di Crotone con soli 5 centri. Rinnovano i loro consigli anche quei paesi le cui amministrazioni comunali sono state sciolte per mafia. Sono Ciro Marina e Strongoli in provincia di Crotone, Platì e Scilla nel Reggino, Briatico, San Gregorio di Pona e Limbadi nel Vibonese. Fra il 15 ottobre e il 15 dicembre invece si voterà a Siderno, la cui amministrazione è stata anche sciolta per mafia. Il differimento di data è dovuto alla scadenza naturale del lavoro della commissione prefettizia che non coincideva con la data indicata per la presentazione delle liste e quindi per lo svolgimento della campagna elettorale. Adesso la cronaca ci porta a Belvedere Marittimo, dove è stato arrestato il padre del disoccupato arrestato con l'accusa di aver ucciso la donna bulgara. L'uomo non è implicato nelle indagini relative all'omicidio, ma è accusato di possesso illegale di armi. Ecco le armi rinvenute dai carabinieri a Belvedere Marittimo. Erano in possesso del padre del disoccupato 32enne arrestato ieri con l'accusa di aver assassinato Anelia Dimova, la 55enne bulgara, uccisa nella sua abitazione il 30 agosto scorso. E così dopo il figlio anche il padre, un 66enne, è stato ammanettato. L'uomo però non è implicato nelle indagini relative all'omicidio della donna, il cui cadavere è stato rinvenuto in questa casa nel centro storico di Belvedere, ma nel corso di una perquisizione domiciliare disposta a suo carico dalla Procura di Paola ha cercato di disfarsi di un borsello che conteneva una pistola con matricola Brasa e 30 cartucce calibro 9x21. I militari hanno inoltre trovato, occultate nella camera da letto dell'uomo, 10 cartucce per fucile e successivamente nel bagagliaio dell'auto un fucile calibro 16, anche questo detenuto illegalmente. L'arresto del 66enne è stato convalidato e adesso si trova in carcere, come il figlio, il 32enne. Quest'ultimo è accusato invece di aver assassinato a scopo di rapina Anelia Dimova. Ad incastrare il giovane gli elementi raccolti dagli investigatori sulla scena del delitto e le immagini della videosorveglianza che indicano l'ingresso in casa della donna alle 2:07 e l'uscita mezz'ora dopo. È stato inoltre ripreso dalle telecamere del compro oro dove aveva portato la fede sottratta alla vittima. Un omicidio che nel centro del terreno cosentino ha suscitato rabbia e amarezza. La donna sarebbe stata ammazzata per pochi oggetti di valore. E ancora un arresto, questa volta della Polizia di Stato di Crotone per l'omicidio di Giovanni Tersigni, l'uomo di 36 anni ucciso la sera del 7 settembre 2019 in un agguato proprio nel centro storico della città pitagorica. C'è un sesto arresto della Polizia di Crotone per l'omicidio di Giovanni Tersigni. L'uomo di 36 anni è ucciso la sera del 7 settembre 2019 in un agguato nel centro storico della città. Si tratta di Giuseppe Passalacqua, di 33 anni, nei confronti del quale è stato emesso un provvedimento per concorso in omicidio che va ad aggiungersi alle altre 5 persone arrestate nel mese di ottobre per il delitto. Tersigni venne assassinato a colpi di arma da fuoco a poca distanza dalla propria abitazione. I 5 arrestati lo scorso ottobre furono individuati dagli investigatori in seguito a indagini serrate. In particolare si appurò che il gruppo di fuoco era formato da 2 persone in trasferta, Berlingeri e Passalacqua, giunti in città da Catanzaro insieme agli altri 3. A dare al comando la notizia della presenza della vittima sul luogo dove si consumò il delitto sarebbe stato proprio Passalacqua. La figura del 33enne era già nota agli investigatori della squadra mobile della questura di Crotone, tuttavia in precedenza non si era potuto dimostrare un suo ruolo attivo nella pianificazione dell'omicidio. A chiarire il quadro sono state le recenti dichiarazioni del collaboratore Francesco Oliverio, che hanno consentito di fugare ogni dubbio sulle sue responsabilità. E 3 piantagioni di canapa indiana sono state scoperte dalla Guardia di Finanza nell'Ametino. La sostanza stupefacente è stata sequestrata sul mercato, avrebbe fruttato, pensate un po', 1 milione di euro.
I finanzieri tra gli alti arbusti di cannabis, piantagioni scoperte nel territorio di Lamezia Terme, Curinga e Maida. Le coltivazioni, come evidenziato dalla Guardia di Finanza, occupavano porzioni di terreno le cui condizioni climatiche favorivano una rapida crescita. Sequestrate nel corso di un primo controllo 2500 piante all'interno di una fitta vegetazione, il cui ingresso non era certo facile. Sullo stesso posto è stato rinvenuto un essiccatoio artigianale che consentiva la lavorazione della sostanza stupefacente. Sono stati ritrovati infatti 4 kg di marijuana già essiccata e pronta per essere spacciata. In manetta è finito un 42enne di Curinga che aveva la disponibilità degli appezzamenti di terra. I finanzieri inoltre, nel corso di altre 2 operazioni antidroga, hanno individuato in località Mitoio e Maida di Lamezia Terme altre 500 piante che erano irrigate con un impianto elettronico alimentato da una sorgente. Tutta la droga sequestrata, immessa sul mercato, avrebbe fruttato guadagni illeciti per circa 1 milione di euro. E sono state presentate le 3 tappe del cammino basiliano nella provincia di Catanzaro, un progetto che coinvolge però tutta la nostra regione, un cammino di 1000 chilometri fra Oriente e Occidente. Non a caso si è scelto il complesso San Giovanni nel centro storico di Catanzaro per presentare le tappe del cammino basiliano che valorizzeranno l'interland del capoluogo, puntare sul turismo lento, il fascino dei cammini in una terra ricca di storia. 3 i centri toccati dall'itinerario. Una viene da Pentone, quindi fino a Catanzaro, e permette di fermarsi nel santuario della Madonna di Termini, e poi c'è quella che viene da Sellia a Superiore, dopo aver visitato questo borgo con i resti del castello e tante altre attrattive dal punto di vista delle chiese, dei musei e via dicendo, permette di arrivare a Catanzaro, questa città con molta probabilità di origine bizantina, quindi di ammirare tutte le chiese, anche l'unica chiesa del periodo bizantino, Sant'Omo Bono, che si trova nel centro storico, e poi permette di fare un'altra tappa che arriva fino a Tiriolo, dove si possono ammirare l'arte tessile, le chiese, i resti del castello. Il cammino basiliano è già entrato in quel movimento di camminatori che ogni anno, zaina in spalla, attraversa le nazioni. In Calabria tutto il cammino si estende in 72 tappe per oltre 1000 chilometri. Parte da Rocca Imperiale per arrivare fino a Reggio Calabria, permette di dormire in dei monasteri, di dormire in castelli, B&B, quindi ci sono varie forme di ospitalità. E dato che noi lo abbiamo sempre denominato un cammino d'Oriente in Occidente, proprio perché si può avere la possibilità di ammirare tutto quello che è l'arte e la cultura orientale, ma anche quella latina. Adesso parliamo di una riapertura delle mostre dopo il lockdown a Cosenza dal 16 al 30 settembre. Nello splendido scenario di Palazzo Arnone si potrà visitare la personale di Tonina Garofalo. Si intitola La bellezza della mostra pittorica di Tonina Garofalo, che fino al prossimo 30 settembre potrà essere visitata a Palazzo Arnone a Cosenza. L'inaugurazione avvenuta nei giorni scorsi è una raccolta di parte della produzione pittorica realizzata dall'artista nel corso di 40 anni di carriera. L'energia vitale che attraversa le sue opere è resa pittoricamente evidente, con forme di stilizzazione che partono dai graficismi della linea per trasformarsi sempre in elementi vegetali e vitali, che secondo me richiamano continuamente al ciclo della vita e all'energia cosmica che attraversa tutte le creature. Nelle opere di pittura tipicamente postmoderna è possibile così notare l'evoluzione della tecnica e del pensiero artistico, dal figurativo degli anni 60 all'astratto degli anni successivi, all'uso di tecniche articolate e complesse degli ultimi decenni, con predominanza di figure geometriche ed elementi simbolici. Io preferisco, stavo dicendo, partecipare a tutte le manifestazioni culturali, in qualsiasi branca queste si svolgano,
rispetto anche a altro tipo di cerimonie, ma proprio perché penso che ci deve essere proprio la popolazione, la cittadinanza deve essere spronata verso la cultura, che possa essere letteraria, artistica, pittorica, ma questo è molto molto importante, soprattutto per le giovani generazioni, che si accavallano, si assembrano, stanno l'uno addosso all'altro, come se fossero immuni da questo virus. Io non mi stancherò mai di dirlo che questo non è. E che si può stare insieme con la mascherina, dà fastidio anche a me, dà fastidio a tutti. Ma non è questo che ci impedisce di comunicare, no? E quindi l'arte come comunicazione, l'arte come esaltazione del bello di quello che è altro da noi. E noi non possiamo dimenticare che la nostra natura umana è una natura portata alla spiritualità, tutte le sue forme, e l'arte è una forma di spiritualità. Tonina Garofalo è stata allieva di Franco Gentilini, Mino Maccari, Del Guercio, Crispolti presso l'Accademia Internazionale di Belle Arti di Roma, conseguendone il diploma, e di ognuno dei suoi maestri ha colto aspetti importanti che ripropone attraverso le sue opere d'arte. La fede è il perno che mi ha spinto tanto a procedere lungo questa strada un po' ardua, non è sempre facile, però mi auguro che questa mostra, che è anche un percorso molto bello, anche onorifico diciamo, e che piacerà a tutti, me lo auguro veramente. Adesso ci spostiamo a Villa Rendano per un volume dedicato all'osservazione del cielo. A Villa Rendano, nel centro storico di Cosenza, dopo la pausa estiva sono riprese le attività culturali, sempre all'insegna delle misure restrittive imposte ancora dal Covid-19. Adesso speriamo di poter condividere con un pubblico reale finalmente le nostre attività e i nostri libri. Abbiamo già delle iniziative, il 30 proprio un libro sul Covid, poi ci saranno seminari, convegni, tavole rotonde. Il primo evento è stato la presentazione di un libro di Francesco Veltri dal titolo Uno sguardo al cielo stellato, pillole di astronomia visiva per l'inizio di un grande viaggio. Ci ho messo un po' di mio nell'incuriosire le persone a cos'è questo mondo dell'astronomia visiva, cos'è l'osservazione del cielo stellato, perché si fa. Perché facciamo l'osservazione, perché dobbiamo farla al 2020, quando ormai insomma, non abbiamo più la necessità, come avevano gli antichi, di orientarsi con le stelle, no? Abbiamo tanta tecnologia, non c'è più bisogno. Però io ho cercato di fornire quantomeno delle motivazioni che possono portare anche noi all'osservazione del cielo visivo come facevano gli antichi, con tante curiosità e tanti spunti di riflessione. Ci occupiamo di iniziative culturali, diciamo, di ogni genere, non siamo in un unico filone ben circoscritto, per cui abbiamo nei nostri 12 anni di attività fatto iniziative di ogni genere, insomma. Chiudiamo adesso con le previsioni del tempo. Il weekend sarà caratterizzato da tempo discreto, sebbene disturbato da qualche isolato fenomeno instabile pomeridiano. Sulle aree interne, grazie alla temporanea rimonta di un debole campo d'alta pressione, il ciclone di tipo tropicale invece ormai sulla Grecia tenderà ad allontanarsi sempre più procedendo verso sud. Domani generalmente poco nuvoloso per passaggio di innocue velature. Nel pomeriggio comunque si verificherà il solito aumento della nuvolosità sulle aree montuose, dove sui versanti orientali e in particolare sulla Sila Piccola non sono da escludere isolati brevi rovesci. Temperature ancora stazionarie, quindi abbastanza calde per il periodo. Passiamo a mari e venti. Domani quasi tutti i mari saranno poco mossi, tranne lo Ionio Crotonese e il Basso Ionio, che saranno mossi. Venti di direzione variabile, in prevalenza occidentali, deboli sul Tirreno. Al mattino ancora da nord moderati sullo Ionio. Poi anche qui dal pomeriggio la loro direzione di provenienza sarà variabile. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e vi auguro un buon weekend.